A te l'Apostolo, capitolo 21, verso Gerusalemme. Come ci spartettem allora, assappaimo per l'isola Kos, e un giorno appresso, arrivaimo a Rodi e poi a Patara. Cá trovaimo una nave che stava partendo per la Fenice. Saiettem un coppa a quella nave e subito pigliaimo larga. Quando postiamo per arrivare a Cipro, già lasciamo la mangina a Fenice e continuammo per mare, in mezzo a Siria, arrivai a Tiro. A dove la nave aveva sbancata tutta la mercanzia. Trovaimo là parecchi discepoli e ci fermammo là una settimana. E loro parlando sotto avuto lo Spirito Santo, a cominciare a dire a Paolo e non si arrasicava, egli dentro la città di Gerusalemme. Ma quando passavano tutti quei giorni, ci ascettiamo e ci mettettiamo in cammino. Ci accompagnavano tutti quei discepoli, insieme che moglie con tutte le figlie loro, zina fuori la città. Coppa all'arena, ci andanucchiamo tutti insieme e ci mettettiamo a priare. Poi ci salutammo là. Noi saliettiamo in coppa a nave e loro si tornavano a casa. Partiamo a città di Tiro e abbordammo a Tolemaide, dove ci andiamo a salutare i frati nostri e ci fermavamo tutta quella giornata insieme con loro. Un giorno appresso, partettiamo là e arrivavamo a Cesarea. Partettiamo a casa di Filippo, che era una resetta di Agana, e ci fermavamo un po' a casa sua. Chissà avremo 4 figlie e zitelle, che terremo oriale alla profezia. La profezia è Agapo. Noi stavamo a Cesarea parecchi giorni, quando arrivavamo in Giudea, un profeta che si chiamava Agapo. Chissà tra 30 a casa, dove stavamo noi, a fare la stranitura di Paolo, si attaccai con quelle mani, birre e poi ricette, che esso ne sta dicendo lo Spirito Santo. A così sarà attaccata tutta la Breia, in da città, e Gerusalemme, che l'uomo che porta un gol che sta straniatura, e poi verrà consegnato in mano dei pavani. Quando sentimmo tutte queste cose, noi e tutti quelli che stiamo rinda a chi lo pizze, scongiurammo Paolo e noi chiù a Gerusalemme. Ma Paolo rispondette: ma perché vi comportate così? Voi, continuando a chiagnere, mi facete spezzare il cuore. Io sono preparato non solo a essere attaccato, ma a morire pure a Gerusalemme, o nome del Signore Gesù. E proprio perché Paolo non si lasciava fare capace, noi avvenettiamo loro ripetiamo e dicemmo se facesse volere Dio. Dopo che si giorni preparavamo quello che ci serveva il viaggio e partimmo per Gerusalemme. Insieme con noi venettero pure 7 discepoli a Cesarea, che ci portavano a casa e non certo una zona di Cipro, che era diventato discepolo la prima ora e chi si accogliettero in casa sua. Paolo a Gerusalemme. Quando arrivavamo a Gerusalemme, tutti i frati ci accogliettero e braccia aperte e facettero una festa. E un giorno appresso Paolo gli ha trovato Giacomo e insieme con noi gestivano la pure capra a chiesa. Paolo salutai e continuai allora tutte quelle cose che Dio aveva fatto per mezzo sua, mezzo a chi li pavano. Sentendo tutte queste cose, loro si settano a sentire e se ne regnettano i roli a Dio e poi ricettano a Paolo: tu, frate mio, hai potuto avere quante migliaia ebrei hanno creduto in Gesù Cristo e sai pure come tutti questi sono rimasti ancora attaccati gelosamente a tutta la legge Mosè. Ma hanno pure sentito dicere che tu stai a pregannanza a chi gli ebrei che stanno sparpagliati in vrei pavane perché sarà sassano la legge Mosè e stai dicendo a loro non fa più circoncidere i figli loro e non più ha preso tutta la usanza nostra. Mo che può succedere quando gli ebrei verranno a sapere che si è tornato qua? Perché mo fa tutto quello che noi diciamo, in mezzo a noi ci stanno quanti uomini che hanno fatto un voto al Signore e non bevono vino e non si tagliano i capelli e mo hanno l'intenzione e gli sciogliere questo voto. Pidi che le 4 persone insieme con te e va a fare purificazione insieme con loro. Va a fare tutto per loro, tutte quelle spese, sacrifici che faranno sciogliere chi lo voto. A così tutta la gente verrà a sapere che non è vero tutto quello che loro hanno saputo, perché pure tu ti stai comportando buono, mettendo in pratica la legge. Perché le che importa, tutti quelli che avevano, che sono diventati cristiani, noi abbiamo deciso e abbiamo pure scritto a loro che non si mangiassero più la carne sacrificata ai dei loro, o sangue alla carne e tutte quelle bestie che sono state affogate e che si mantenessero rasate tutte le fetenzie, l'ardenza della carne. L'arresto di Paolo. Stesso anno, Paolo pia insieme con questi gli uomini e un giorno appresso pia parte che la cerimonia insieme con loro.
Poi trasettero in do tempio per far sapere ai previti quando saranno venuti gli giorni della pulizia e quando avranno fatto che l'anfetta per ognuno loro. Stiamo quasi per finire di 7 giorni, quando la braira provincia dell'Asia, come verrettero in do tempio, zurfano tutto chi lo cuovono e gente e si buttano in gola a essa. La afferraino, poi si mettono a luccare dicendo: uomini di Israele, corrite qua, angela una mano. Chissà chi che va pregando a tutta la gente, rinda ogni pizza che è la dottrina soia, che va contro il popolo, contro la legge Mosè e contro chi sto tempio è Dio. Ma ha fatto pure tra sé certe persone non ebreie, rinda il tempio, e hanno fatto inchiavare chi sto pizza santa. Poche prima avevano visto Paolo in giro per la città in compagnia di Trofimo e Efesa, e si pensavano che Paolo l'avesse fatto tra sé pure rinda il tempio. Tanto tutta la città si arravutaia e tutto il popolo corretta a ogni parte. Mettettero in mano in gola a Paolo, o strascinare fuori il tempio, o facettero inzerrare subito in portare a casa di Dio. Stavano già cercando di accidere, quando il tribuno della corte venette a sapere che tutta la città di Gerusalemme sarà arravutata. Subito chi si abbia insieme con certi soldati e certi centurioni e si buttò in mezzo a tutta quella gente. Quando il popolo, veretto il tribuno e tutti chi soldati, fernettene regnere mazzata a Paolo. E chi il tribuno si accostava a Paolo, lo facette arrestare e lo facette attaccare con 2 catene. E in lo stesso momento a domandare a gente: chi è? Che ha fatto male questo? Mezzo a tutta quella folla, chi riceve una cosa e chi ne riceve un'altra, non potettero appurare la verità dei fatti per tutta quella ammuina che ingesteva. Come non che venisse portata in da fortezza. Quando arrivavano vicino e grare che la fortezza, i soldati l'avevano portata in cuore per difendere a quella gente, perché tutta quella gente si era messa a camminare da allora e alluccava forte dicendo: chi sta ad essere acciso? Quando stava per trasire in quella fortezza, Paolo dicette a chi lo tribuno: te posso dire una parola? Il comandante gli dicette: come? Tu sai parlare greco? Allora tu non sai che l'egiziana che rinda chi sordo mi tempo a zurfare la gente e ha portato rindo il deserto chi gli 4.000 uomini che si hanno arravutati? Paolo rispondette dicendo: io sono ebreo e vengo rinda la città di Tarsa, che sta rinda la Cilicia. Io faccio parte di una città assai apprezzata, ma ti supplico, rammo canza che potesse parlare a tutta questa gente. Il tribuno acconsentette e Paolo si fermò allerta in coppa e grare che la fortezza. Facette un zinna che a mano a tutto il popolo e tutto il popolo si stette zitto. E issa, rinda la lingua ebrea, a cominciare a ricere a così.